Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato il giorno di Peppe Scopelliti, che davvero a furor di popolo è il nuovo governatore della Calabria, sfiorando il 60% dei consensi. La Calabria dunque svolta a destra e il neopresidente ha vinto in tutte e 5 le province calabresi. Quasi doppiato il governatore uscente, Agazio Loiero, che si ferma poco oltre il 32%, che nelle prime dichiarazioni dice di non spiegarsi una simile sconfitta. Appena sopra la soglia del 10% il terzo competitor, Pippo Callipo, che non entra in consiglio regionale. Affacciandosi al balcone della sede del coordinamento regionale del PDL a Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, neogovernatore calabrese, ha parlato ad oltre 1000 sostenitori in attesa. Da domani inizia la vera sfida, è un impegno difficile ma affascinante, sarà una stagione esaltante, affronteremo con grande coraggio i problemi della Calabria. Questa è la nostra terra, abbiamo deciso di vivere qui e adesso vogliamo creare condizioni di sviluppo e benessere. A me sorprende questo distacco, devo dire la verità, però che fosse così esteso anche nelle 5 province non ci pensavo neanche. Non riesce a spiegarsi il motivo del tracollo subito il governatore uscente Agazio Loiero, travolto dallo tsunami Scopelliti. È una sconfitta che non si presta a interpretazioni, ha detto Loiero commentando l'esito del voto. Vince la destra anche se non riesco a rinvenire le cause. Siamo partiti tardi, ci sono stati conflitti interni, ma tutto questo è insufficiente a spiegare questa sconfitta. Ci deve essere stato qualcosa che al momento non riesco ad individuare. Noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale sia per entità che per vastità e spero che i calabresi se ne avvantaggeranno. Un terzo degli elettori calabresi è rimasto a casa. Ad andare a votare infatti sono stati 1.118.432, pari al 59,2% del totale degli aventi diritto, vale a dire 1.887.078. Rispetto alle regionali del 2005 il calo è stato del 5,2%. L'astensionismo quindi è stato uno dei protagonisti di questa tornata elettorale ed ha avuto una colorazione ben precisa, quella di centrosinistra. Sono andati a votare compatti invece gli elettori del centrodestra, spinti dalla voglia di cambiamento che è riuscito a suscitare il candidato Scopelliti. È diventato un caso nazionale lo sciopero del voto dei cittadini di Bocchigliero, il paesino del Cosentino in cui solo in 74 su 2594 hanno votato. Più della metà dei voti, tra l'altro, sono andati a favore di Scopelliti. Record nazionale anche nella frazione di Cuturella di Cropani, nel Catanzarese, dove su 375 aventi diritto nessuno si è presentato a votare. Le motivazioni di entrambe le proteste sono riconducibili alle problematiche del luogo in cui i cittadini vivono. Le autorità tedesche hanno annunciato il fermo di 11 sospetti membri dell''ndrangheta nel corso di un'operazione contro il traffico di cocaina dall'Italia alla Baviera. In tutto sono 20 gli arrestati, di età compresa tra i 22 e i 54 anni, in gran parte italiani. Nell'operazione sono stati sequestrati diversi chilogrammi di polvere bianca che arrivava dall'Italia e veniva smistata a venditori al dettaglio di Monaco, in particolare a gestori di pub nella città bavarese. La Guardia di Finanza di Rossano e di Corigliano Calabro contro il lavoro nero e affitti irregolari. Ispezionate 21 unità immobiliari e identificate circa 70 persone di nazionalità rumena, bulgara, lituana e marocchina. Per l'omessa registrazione dei contratti e la mancata dichiarazione dei canoni di affitto, per 71.000 euro, 12 proprietari denunciati. Per il lavoro nero, 6 datori di lavoro su 10 ispezionati hanno fatto ricorso a manodopera irregolare.